Torna a riunirsi mercoledì 8 marzo alle ore 19 il Consiglio Comunale di Favara. La seduta convocata dalla Presidente Miriam Mignemi si terrà in sessione ordinaria a porte aperte e anche in diretta streaming. Sono 9 i punti inseriti all'ordine del giorno. Escludendo la burocratica approvazione dei verbali delle sedute precedenti e una serie di mozioni consiliari ed interrogazioni, sono solo due i veri punti operativi. Il primo riguarda la proposta di modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con l'integrazione all'articolo 25 bis che prevederà la corresponsione del gettone di presenza solo ai consiglieri che saranno presenti nella trattazione di almeno il 50% dei punti della seduta. L'altro argomento è relativo alla modifica con integrazione all'articolo 15 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, la Tari, approvata dal Consiglio Comunale di Favara con la delibera 37 dello scorso maggio 2022. La proposta di modifica è quella di applicare alle case disponibili, ovvero quelle che sono di proprietà ma non abitate, la tassazione relativa alla parte variabile riferita al nucleo familiare per un solo componente, solo diversa dichiarazione del proprietario. Le mozioni invece riguardano la verifica e il ripristino del manto stradale in tutto il territorio comunale a seguito dei lavori di metanizzazione, interventi di contrasto agli atti di vandalismo che ha subito l'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola, anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di Piazza Don Giustino, poi la richiesta di sblocco dei crediti maturati in ambito bonus di 110%, ma anche i mancati interventi di controllo, messa in sicurezza e ripristino del manto stradale, ed infine una interrogazione sulle pratiche edilizie e gli oneri concessori.